Però è tante come sempre perché la gente non si è educata, non si rende conto del problema grosso che abbiamo in corso e portiamo mascherina fino ad alzi di sto passo. È lo sfogo di uno degli alpini volontario ai varchi di entrata ed uscita del mercato di Treviso, che da questa mattina è tornato ad avere quasi tutte le bancarelle, con il via libera al commercio anche di abbigliamento, scarpe e altri prodotti in genere. Purtroppo non si rende conto del pericolo che c'è nell'aria ancora che gira. E le immagini girate prima dell'accenno di pioggia si commentano da sole, perché come sottolinea l'alpino, con un certo sconforto, appena arrivano tra i banchi pare si sentano in diritto di fare ogni cosa. Ti dici la sua mascherina, tanto lo stesso. Rispetto, buon senso in generale, guarda adesso come ti fa la FIA, in mezzo sul passaggio, non di lato, devo dire una volta, do, diese. E questo nonostante i primi a richiamare i cittadini siano gli stessi commercianti. Cerchiamo di mettere i numeri, di tenere un po' le persone a distanza con le nostre mascherine e piano piano speriamo che la gente capisca. Tra i banchi e i negozi anche l'assessore alle attività produttive, soddisfatto però a metà. L'organizzazione è buona, come primo giorno naturalmente c'è sempre qualcosa da sistemare. Io devo fare un fortissimo invito a tutti, sia esercenti che clienti, a mantenere le distanze, perché è un attimo tornare anche indietro. Noi intensificheremo i controlli in modo tale che ci sia anche qualcuno che impedirà questo tipo di assembramento. Devo dire che molti esercenti si comportano molto bene, qualcun altro forse si comporta meno bene, però bisogna ricordare che le sanzioni sono molto pesanti. E in tema di sanzioni il comandante della Polizia Municipale è molto chiaro, soprattutto con i cittadini. Le sanzioni vengono elevate a chi fa assembramento, quindi se 3-4 persone sono vicine e non rispettano il metro vengono tutte sanzionate, sanzione da 400 a 3.000 euro.